Giunge a conclusione il grande progetto Giotto a Bottega da Cimabue, voluto dalla Confartigianato Giovani Imprenditori del Veneto, la Regione Veneto, con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Un'iniziativa che ha visto coinvolte oltre 47 scuole del Veneto, istituti professionali, altrettante imprese artigiane e molte scuole con i loro studenti. Hanno presentato 90 progetti imprenditoriali che sono stati prima preselezionati in 6 incontri territoriali, dopodiché oggi c'è la finalissima. Alla finalissima è stato premiato il progetto vincente e poi il secondo e il terzo posto. L'esperienza è durata più di un anno, ha coinvolto moltissime realtà scolastiche, imprenditoriali e giovani e hanno dato un'idea di che cosa voglia dire inventarsi un lavoro, inventarsi un'idea, progettarla, presentarla e vedere se questa può avere un riscontro nel mercato. Soprattutto dobbiamo salvaguardare il grande potenziale del Veneto, che è il suo spirito imprenditoriale. È frutto di educazione, è frutto di un sistema favorevole, è frutto del fatto che qui e non altrove è più facile far dialogare scuola e lavoro. Abbiamo imprenditori che vogliono entrare nella scuola. Confartigianato ha dimostrato di voler mettersi a disposizione per questi ragazzi delle scuole della formazione professionale e gli istituti professionali per generare nuova impresa, nuovi imprenditori. E io non potevo che sostenere convintamente questo intervento, peraltro con un protocollo che abbiamo chiamato Giotto a Bottega da Cimabue, perché in verità la grande domanda della storia, quella che dobbiamo porci oggi è: ma chi fu il vero maestro? Risposta: entrambi furono grandi perché riuscirono ad apprendere da chi era venuto prima in una bottega, facendo, mettendosi in gioco, usando la creatività e quello spirito del lavoro che è tutto assolutamente italiano. Nel mio pellegrinare per il Veneto in 10 anni ho trovato tantissima capacità di fare, di imprese piccole, grandi, di tutti i settori. Alle volte peccavamo un po' nel saperci vendere bene, nel saperci presentare bene, nel saper presentare un'idea che c'è, che è nella testa, ma che deve diventare anche una buona presentazione di sé e di un buon prodotto imprenditoriale. Questo progetto serve anche per allenare questi giovani, saranno molto più preparati quando usciranno. L'idea vera poi alla fine è quella di agganciare l'impresa anche attraverso un sistema di servizi all'impresa. Noi rappresentiamo imprese, rappresentiamo servizi per le imprese e nello stesso tempo però diamo alla scuola il segnale che possiamo intervenire nella scuola, intervenire in un processo di sviluppo imprenditoriale, ma anche di assistenza anche ai ragazzi dal punto di vista proprio del portare i ragazzi a sviluppare buone idee, ma anche a dare gambe alle idee, come è stato detto. La vera caratteristica di questo progetto sono le idee, cioè il fatto che viene chiesto alle scuole, agli studenti, ai ragazzi di avere delle idee da portare nelle imprese e quindi cercare di mettere insieme nuove idee per creare nuovi imprenditori che sono presenti in questa sala. I vostri ragazzi hanno vinto, com'è stata l'esperienza di seguirli in questa avventura? È stata molto dura inizialmente anche nel convincerli perché erano un po' scettici, però dopo la prima visita che abbiamo fatto presso l'azienda Fusari si sono motivati e non solo, hanno anche preso l'entusiasmo per andare avanti. Hanno seguito attentamente tutte le lezioni che c'erano ed erano tante e poi il risultato l'abbiamo visto in questa occasione. Lei crede che aver vinto possa dare uno sprono in più per pensare ad aprire un'attività imprenditoriale in questo progetto ai suoi ragazzi? Assolutamente sì, direi che proprio è la speranza nostra, quella che loro possano un domani aprire quello che hanno già pensato, preventivato e studiato per tanto tempo. Avete mai fatto progetti del genere con la scuola o è la prima volta che avete avuto questa occasione? No, di questo tipo io non ne avevo mai fatti con la scuola. Diciamo che è stata un'occasione importante per noi dal punto di vista formativo, per farli lavorare in team e per loro dal punto di vista dell'apprendimento e dello scontrarsi con la dura realtà. Hanno lavorato solo i ragazzi o ci avete messo anche del vostro, professori? Abbiamo messo un po' del nostro, però ecco, la parte maggiore l'ha messa loro, frequentando, impegnandosi e lavorando in squadra, che è stata una cosa soddisfacente.